Tanto grazie Alberto Alessio di Mocadelic per essere qui con noi di Hotcorn. Grazie a te. Partiamo da oggi, partiamo da Romulus. Come si lavora a una colonna sonora che ha toni e influenze molto contemporanee, però applicate appunto a una storia ambientata durante la nascita di Roma e soprattutto girate in proto latino? Beh, quella è stata una bella sfida, dico, da parte naturalmente della serie, insomma, di farla in questa lingua sconosciuta, che però noi abbiamo un pochino anche utilizzato, perché comunque ha una buona musicalità, no? Se si sente, poi soprattutto sono bravissimi gli attori a interpretarla, e quindi ci siamo anche spesso fatti un po' influenzare appunto da questa musicalità di questa lingua, e quindi abbiamo insomma cercato di inserire il nostro sound, più o meno il nostro sound, perché comunque abbiamo trovato anche una musicalità un pochino differente rispetto al passato, perché appunto abbiamo unito, abbiamo inserito maggiormente l'orchestra, che solitamente magari utilizzavamo soltanto degli archi, però magari anche dei soli, no? Quindi o violoncello, violini, così in modo massiccio. L'uso dell'orchestra era la prima volta, sinceramente, che lo facevamo, e poi unirla con l'elettronica, che quindi dargli anche una contemporaneità musicale, è stata una bella sfida, insomma, in cui ci siamo immersi completamente, e speriamo insomma, che il risultato arrivi anche dello sforzo di tutta questa complessità sia della serie che poi di conseguenza della musica. Ok, da completo profano, quante volte si riascolta un brano prima diciamo, di dare l'ok? C'è più la sicurezza, c'è più l'incertezza? Ecco, come funziona un po' il processo? Ti potremmo, ti potremmo rispondere un numero di volte n alla n più 1. Cioè si ascolta veramente tante volte. E poi più, diciamo, il lavoro è organizzato come è stato organizzato su Romulus, più c'è attenzione proprio alla musica, perché insomma è stato, per fortuna dal nostro punto di vista, una componente importante proprio all'interno del girato. E quindi si ascolta, immaginati, dal macro al micro, no? Cioè prima un ascolto, diciamo, per dire il mood e l'emotività che tira il pezzo è giusta, dopodiché si comincia a tagliuzzare e ad andare proprio a ravanare nel torbido, e quindi insomma si arriva poi a pezzettino su pezzettino su pezzettino per agganciarsi bene alla scena, insomma, e a tutto quanto. Poi c'è sempre naturalmente il confronto poi con noi, buttiamo giù delle idee, buttiamo giù delle impressioni musicali, poi naturalmente c'è il confronto con i vari registi, che in questo caso erano 3, quindi c'è questa collaborazione per cui loro ci danno degli spunti, noi gliene diamo altri, e poi dall'unione esce il tutto. La forza. Come sempre. Ecco, a proposito di registi, avete lavorato in Romulus, avete lavorato con Matteo Rovere, produttore, regista, sceneggiatore, comunque molto importante, molto influente nel panorama audiovisivo italiano. Come è andato il primo incontro con lui? Io non c'ero al primo incontro. Hai preso gli unici 2 che non c'erano. No, però comunque è stato un confronto continuo, cioè nel senso è stato anche molto, insomma, disponibile a cogliere le nostre proposte. Poi naturalmente lui ha le sue, è una persona anche che insomma Ha delle idee forti. ha le idee forti sue, quindi a volte ci ha anche lui indirizzato sulla strada da prendere. Quindi poi vabbè, lui ha fatto le prime 2 puntate, quindi sono anche quelle, no, che arrivano subito, quindi c'era anche un'attesa importante. Comunque sì, è stato con tutti e 3, poi anche con Michele,
e con Enrico Maria sono stati insomma dei rapporti molto costruttivi. Ok, abbiamo parlato di Romulus, ma il vostro percorso artistico parte molti anni fa, all'inizio del 2000, quindi come è cambiato? Quanto siete maturati? Che consapevolezza avete acquisito in tutti questi anni, dal punto di vista musicale e anche, insomma, di gruppo? Ma diciamo, sicuramente un po' ci siamo invecchiati più che maturati, quello sicuramente, tanto. Chi più chi meno. Chi più e chi meno. Sicuramente, cioè, insomma, siamo in una continua sperimentazione, questa è la cosa che diciamo, che non ci fa invecchiare in una maniera brutta. E quindi in realtà diciamo che la fortuna e un po' la gioventù che ci portiamo dietro è questa capacità un po' di essere i primi a voler sperimentare sempre. E quindi il nuovo, invece che spaventarci, ci ha sempre affascinato e ci ha messo sempre in una condizione di un po' di sfida con noi stessi, no? Di rimmaginare tante cose che erano state fatte in progetti precedenti, come potevano diventare utili e funzionali per i progetti che stavamo portando avanti nel momento. E penso si possa ascoltare anche nella propria evoluzione della musica che abbiamo pensato e proposto dal 2000 ad oggi. Cioè una musica che, diciamo, ha un'identità forte, ma che è cambiata molto. Ecco, la chiave forse principale della musica è anche l'esportabilità, nel senso non resta all'interno dei confini italiani. Quindi è anche un po' questo il vostro modus di pensare, quindi guardare sempre oltre, cioè le novità, la vostra sperimentazione appunto è legata a un modo di pensare del genere. Mi confermate un pochino questa idea? Sì. Beh, sicuramente, sì, sicuramente è così. Il fatto poi di essere anche prima di collaborare con il cinema e con la TV, insomma, essendo un gruppo strumentale, è un qualcosa che non avevamo quella barriera linguistica che a volte può esserci. Poi sicuramente il Gomorra, sicuramente, ma anche Romulus, insomma, che hanno una distribuzione mondiale, sicuramente ci ha permesso anche di svaligare, cioè di andare oltre, insomma, il confine italiano, e credo che appunto l'essere strumentali ci ha agevolato sicuramente, perché perché appunto non c'è questa ipotetica poi barriera linguistica, perché poi abbiamo visto che insomma anche molti artisti italiani che cantano in italiano magari arrivano ugualmente dall'altra parte del mondo, quindi sulla carta potrebbe essere un blocco, però poi si può superare anche quello, insomma. La conoscenza e la curiosità possono far andare oltre. Insomma. Ecco, nominando Gomorra mi è venuta in mente una domanda. Se doveste scegliere qual è la vostra colonna sonora preferita di quelle che avete composte, se ce n'è una? Penso che ognuno ha la sua, forse. Sì. Quindi non ti saprei dire. Io sono tanto legato a Come Dio comanda, un po' perché è stata la prima, è stata un'esperienza proprio, diciamo, anche umanamente importantissima, no? Perché ci ha portato dall'essere, diciamo, un gruppo che stava provando a portare avanti un'idea di musica, diciamo, ad avercela portata. E quindi questa cosa è stata, diciamo, un'esperienza da tutti i punti di vista. Però ognuna è stata, diciamo, a suo modo importante. Ok. Tu, Ale? Qual è la tua? No, beh, Come Dio comanda sicuramente è importante anche perché è una fotografia di quello che proprio eravamo in quel momento, no? Cioè nel senso è stato proprio eravamo ancora un gruppo tendenzialmente rock, post-rock, quindi con la strumentazione classica, diciamo, quindi chitarra, basso, batteria, era un suono molto emotivo, molto
che ci rappresentava molto, perché alcuni brani che sono andati in Comediocomanda erano anche precedenti al Comediocomanda. Insomma, Salvatore li ha ascoltati, gli sono piaciuti, li abbiamo riarrangiati, però sono andati poi sulla colonna sonora. Io aggiungerei anche sicuramente Comediocomanda, ma anche Gomorra, perché che sarebbero poi casualmente il primo film e la prima serie che abbiamo fatto. Sono due fotografie diverse, però che ci rappresentano sicuramente tanto. Ad esempio su Gomorra Solliman, insomma, è stato molto influente anche per il cambiamento del nostro sound, perché comunque ci cercava, insomma, sempre di spronarci anche a fare cose diverse, cose nuove, utilizzare. Poi noi di conseguenza ci siamo immersi in sonorità diverse, in uso di strumenti diversi, quindi abbiamo cominciato con l'elettronica, con sintetizzatori, e da lì poi insomma non abbiamo più smesso. Quindi è colpa di Solliman. Siamo diventati addicted. I Monkadelic ascoltatori e spettatori cosa guardano, cosa ascoltano, cosa vi influenza? Di tutto, sinceramente. Vabbè, ultimamente poi che la produzione audiovisiva si è moltiplicata a dismisura, no? Con tutte le piattaforme streaming, quindi adesso si ha un'offerta anche eccessiva. Anche troppo. No? Ogni settimana escono serie TV e uno non riesce neanche a stare appresso, insomma, o uno fa solo quello come lavoro, fa l'osservatore di serie TV, altrimenti qualcosa ti perdi, sicuramente vai verso i settori un po' che ti piacciono di più, quindi però insomma penso che questo parlo un po', credo, a nome di tutti, siamo abbastanza onnivori da questo punto di vista, sia musicale che di serie. Poi ci influenza anche molto altro, non solo naturalmente siamo molto emotivi come nel modo di comporre, quindi tutto quello che ci gira intorno lo facciamo non volendo, anche inconsapevolmente lo portiamo poi facciamo musica e lo cerchiamo di tramutarlo in musica. È anche un po' terapeutica, no? La musica per noi. Almeno per me, non voglio mettere in mezzo altri. No. Pure qua qualcuno riesce meglio, qualcuno riesce peggio. Certo. Ragazzi, come ultima domanda vi chiedo, si parla tanto di futuro, un consiglio che vi sentite di dare a chi si sta affacciando, insomma, appunto alla musica, alla composizione, seguire grandi, cercare sempre la novità, avete parlato di idee forti, ecco, che consiglio vi sentite di dare? Guarda, io la cosa che mi viene, diciamo, più dal cuore che può arrivare a chiunque, che l'unico modo forse per riuscire a muoversi in una complessità così elevata come c'è ora, da infiniti punti di vista, è cercare il più possibile di essere coerenti con quello che ci piace. Fondamentalmente, se uno si trova a fare quello che gli piace, trova gusto in quello che fa, male che va, hai fatto una cosa che ti fa sta bene. D'accordo. E una volta sono d'accordo, allora, con te. È d'accordo? Dai. E poi anche questo, cioè avere dei buoni rapporti, cioè far sì che le esperienze non siano sempre solo un'esperienza di lavoro, cioè per noi i Mogadelic sono stati un'esperienza di vita fondamentalmente, e quello è tutta diciamo, le competenze trasversali per fare la tecnica che ti porti poi in un'esperienza più complessa che è la vita, insomma, oltre all'aspetto dell'esperienza economico-lavorativa. Ecco. E poi noi veniamo da un retaggio, insomma, di quando si faceva musica, appunto con il gruppo, si suonava nel garage, quindi ci si sbatteva, insomma, siamo stati nottate intere a
a suonare, a sbattere, anche quando non avevamo prospettive, diciamo, no? Era soltanto per passione lo facevamo, che naturalmente quella è rimasta, però poi è diventato anche, cioè, la componente lavorativa che sicuramente ti sprona, perché comunque hai delle deadline, comunque hai degli obiettivi che devi raggiungere. Adesso sembra quasi che, insomma, i ragazzi spesso vogliano fare tutto subito, però nel senso, nelle cose come in tutto, nella musica come in tutto, bisogna impegnarsi, bisogna dedicarci tempo, bisogna cadere e rialzarsi, perché come in tutto, quindi quello a volte sembra che manca un po' nei ragazzi un po' più giovani di noi. Quello secondo me invece è un aspetto fondamentale, perché se non c'è la passione ma anche la dedizione, poi per carità c'è anche la componente fortuna che ci deve essere come in tutti gli aspetti della vita, però bisogna anche un po' cercarla, altrimenti è raro che arrivi proprio dall'alto. Avere gusto, fondamentalmente, cioè avere gusto in quello che si fa, non solo gusto estetico, ma proprio un buon gusto. Mi sembra che, non so se è mia impressione, un po' il gusto stia un po' mancando negli ultimi periodi, negli ultimi tempi, negli ultimi anni. Siamo una società un po' inappetente, diciamo. Grazie mille, grazie a te Damiano del tempo, Grazie a voi. della possibilità. Buona giornata.